Siamo così arrivati all'ultimo brano. Vi ringraziamo dell'invito e dell'attenzione che ci avete riservato. Sapete che per noi la vostra approvazione è la forma di ricompensa che più ci gratifica. È sempre un onore e un piacere cantare i nostri canti in circostanze come queste, impregnate di calore, tradizione e amicizia. Vi auguriamo di passare un buon Natale e un felice anno nuovo, con la speranza che il bambino Gesù scuota le coscienze degli uomini affinché cessino tutti i conflitti che in questo periodo portano morte e terribili sofferenze. Quella che vi presentiamo ora è la canzone che rappresenta il nostro emblema. Infatti il coro Montegrappa ne ha fatto la propria sigla, che chiude quasi tutte le nostre manifestazioni. Essa nasce da una richiesta del generale Giardino per la festa dell'Armata e fu eseguita per la prima volta il 4 agosto del 1918, alla presenza di Re Vittorio Emanuele III. È una canzone di nostalgia e di fede, dolce e malinconica che dice: Montegrappa, tu sei la mia patria. E questi divennero i primi versi della canzone che ora conosciamo e che rievocano le gesta eroiche della battaglia durata 40 giorni sul Monte Sacro alla Patria. Con l'armonizzazione del maestro Marco Crestani, eseguita a mo' di banda, vi presentiamo Montegrappa.